Arrivare rapidamente al via libera all'ingresso del fondo salvabanche per mettere in sicurezza Veneto Banca e poi avviare un'opera di rilancio è la richiesta della First CISL, una delle principali sigle dei bancari del gruppo montebellunese. L'organizzazione ha tenuto il suo primo congresso. Ci sono altre vie, perché se è vero quello che dice la vigilanza europea, che le due banche vanno ricapitalizzate prima di essere fuse, non si capisce perché si devono fondere quando sono ricapitalizzate e sono a posto con i razzi patrimoniali. La proposta è che il governo, la politica, le istituzioni locali e nazionali si affrettino a sollecitare la Commissione europea perché dia questa autorizzazione al fondo salvabanche. Dopodiché bisognerà pensare un progetto industriale serio per riallacciare i rapporti con i territori. Paglini non risparmia attacchi alla vecchia amministrazione di Trinca e Consoli, ma anche ai CDA successivi e chiama in causa pure gli enti di controllo e i revisori di conti chiamati a verificare e certificare bilanci e ribadisce come anche nella vendita delle azioni i dipendenti abbiano agito sotto il vincolo del rapporto di subordinazione, dunque le responsabilità, dice, vanno cercate in alto, non in basso. La fusione con Popolare di Vicenza, secondo le stime, determinerebbe esuberi da 2 a 3.000 addetti, ipotesi per questo rigettata dalla First CISL. Gli esuberi non ne vogliamo proprio sentire parlare, circolano molte voci, ma secondo noi ci sono soluzioni alternative che possono essere utilizzate per evitare gli esuberi di personale. L'organizzazione chiede una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori con un tavolo permanente di analisi, proposta, progettazione ed indicazioni di governo e di gestione del lavoro, ma ribadisce pure l'importanza di migliorare le piattaforme tecnologiche. Nonostante gli investimenti, ha sottolineato il segretario nella sua relazione, oggi non siamo una banca per giovani. Intanto il clima che si respira tra gli oltre 6.000 dipendenti dell'Istituto Montebellunese va peggiorando. È una forte preoccupazione ovviamente, però confidiamo nelle risposte della politica e delle istituzioni.